sfideranno tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Presso il ristorante Sancio Panza si presentano le squadre della stagione 2011 del gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, una delle pietre miliari del ciclismo in terra pratese, una squadra che ha scritto pagine indelebili di questo sport. Anche quest'anno saranno 3 formazioni, una giovanissimi con circa 30 tesserati, una esordienti ed una allievi. Andiamo quindi ad ascoltare le interviste che abbiamo ascoltato, non prima però di ricordarvi che c'è stato un importante cambiamento al vertice di questa società. Infatti dopo anni della presidenza Zanasi prende la presidenza quest'anno Marcello Nannini, quindi area nuova in questa formazione storica del ciclismo pratese. Marcello Nannini, presidente del gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, alla guida quest'anno per la prima stagione di questa storica formazione di Prato, e una formazione che anche quest'anno sarà attiva sulle 3 categorie giovanili, giovanissimi, esordienti ed allievi. Sì, da quest'anno mi hanno dato l'incarico di fare il presidente, speriamo di poterlo portare avanti nel miglior modo possibile. E abbiamo 3 squadre, 3 formazioni, appunto giovanissimi, esordienti e allievi molto valide. L'anno scorso siamo stati contenti di quello che abbiamo fatto, quest'anno ci siamo rafforzati a livello di ragazzi e penso proprio in tutte e 3 le categorie di avere forse le formazioni più forti che ci sono in Toscana. E sicuramente i risultati che verranno e quelli che sono venuti sono anche merito di un gruppo di tecnici e di un gruppo di persone che lavora intorno alla società. Sì, noi ci stiamo proprio adoperando anche per trovare ragazzi, per seguirli, abbiamo delle persone veramente valide che hanno disponibilità di tempo, questo è molto importante, proprio in tutte e 3 le categorie. Nei giovanissimi abbiamo appunto delle persone molto valide che le seguono, Parerai Leonardo e Centofanti Andrea, negli esordienti Bardelli Aldo, ormai il mitico Bardelli, e negli allievi Andrea Bardelli. Sono appunto persone disponibilissime che hanno tempo, dedicano tutta la loro passione appunto per insegnare a questi ragazzi e i risultati si vedano. Sì, la Miglior diciamo è quella che ormai ci segue da tantissimi anni. Quest'anno è subentrato dei nuovi sponsor e siamo molto contenti perché in questi periodi trovare sponsor non è facile. Ci ha lasciato Cambi ed è subentrata appunto Farina Delizia, Logli Massimo, Pagliaccia, quindi abbiamo trovato diversi sponsor che ci stanno dando una mano. Uno dei soci fondatori di questa storica società del Pratese, una società che da tanti anni dà attenzione ai giovani, anche quest'anno l'impegno si rinnova. Per noi sì, il discorso è basato sui giovani prima di tutto e poi guarderà di fare altre categorie, però ora insomma si è sentita anche noi la crisi, insomma, via. E vi siete aperti ai giovani non solo come da sempre fate nel settore agonistico, ma anche forse una delle poche società che lo fa a livello toscano anche nel settore dirigenziale e nei tecnici che sono preparati, giovani, e poi il nuovo presidente quest'anno Marcello Nannini che diciamo dà una ventata di aria fresca a questa formazione. Infatti ci voleva un giovane, meglio che lui, figlio di Nannini Sergio, genero dello Zanasi, insomma meglio che lui, almeno c'è un giovane che noi siamo belli al tramonto, via, diciamo. Però diciamo costituite la memoria storica di una formazione che ha scritto pagine diciamo indelebili nel ciclismo, mi basti ricordare non più di qualche anno fa con l'affiliazione laziale il successo nel Giro della Lunigiana con Agnoli, adesso professionista alla Liquigas. Davvero questa società ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo. Sì, guardando un po' il passato è vero, perché si è avuto tutti i ragazzi bravi, Agnoli c'è sempre sulla breccia, diciamo, perché si è visto anche ai Giro d'Italia l'anno scorso, un bravissimo ragazzo, e si spera di indovinarne altri nell'avvenire insieme a Marcello. Andrea Bardelli è la guida della formazione allievi, ci sono tante attese su questa formazione con ragazzi che lo scorso anno hanno ben figurato sia nella categoria allievi del primo anno sia nella categoria esordienti. Ecco, quali sono le aspettative? Le aspettative sono di far bene, di migliorare l'anno scorso. Io ho tante aspettative, sono ragazzi bravi, come hai detto te,
Qualcuno l'anno scorso ha fatto molto bene l'allievo il primo anno, passa 2 esordienti validi e cerchiamo di ottenere il massimo. Senti Andrea, basta leggere la formazione di questa squadra da Carubba, Lucai, Lisi, Pucci, Baldi, Becagli, tutti ragazzi ottimi, tutti ragazzi che sono stati protagonisti l'anno passato e che quindi potranno esserlo anche quest'anno. Un pensiero particolare è per Lisi, che lo scorso anno è davvero stato uno dei grandi protagonisti della stagione. Sì, Leonard ha delle caratteristiche che magari in questa categoria qui non sarà tanto vincente. Comunque ragazzino interessante, cercheremo con lui di arrivare dal mese di giugno in poi al top della condizione, essendo le gare adatte a lui. Poi comunque abbiamo altri ragazzi quest'anno, perché abbiamo preso un nuovo ragazzo Becagli che viene dal Campi Bisenzio, che secondo me può fare molto molto bene. E gli altri 2 ragazzini Pucci e Baldi erano con me già l'anno scorso, sembra che siano un po' cresciuti e quindi speriamo che anche loro facciano qualcosa. L'attività non si svolgerà solo nel calendario regionale, ma anche impegni nel resto d'Italia, proprio per insegnare a questi ragazzi ancora di più cosa vuol dire fare ciclismo e soprattutto cosa vuol dire avvicinarsi poi alla categoria delle juniores, che tutti sappiamo è una categoria internazionale. Sì, quello per me rimane una priorità. Per questo ringrazio la società che mi dà l'opportunità, e anche quest'anno, soprattutto gli allievi del secondo anno, affronteremo diverse gare al nord perché si devono abituare per il passaggio all'Juniores. Vediamo, la prima trasferta molto probabilmente, se le cose vanno bene, sarà la Bollate Chisallo, e dopo abbiamo altre corse come il Colle Gallo a Bergamo, cui ci tengo tantissimo perché è 2 anni che facciamo secondo, 2 anni fa con Sterbini, con l'affiliazione a Fiuggi, l'anno scorso Lisi. E poi le gare in Toscana più importanti, in base anche alle condizioni che avevamo, perché sai, da allievo non è che puoi fare un programma ben preciso dall'inizio. Si parte comunque il 27 marzo, Coppa CEI. Sì, quello è logico. È chiaro che partiamo subito da una gara in linea, la Coppa CEI, anche se avevamo qui il circuito vicino a Campi Bisenzio, però voglio andare subito lì per vedere anche come abbiamo lavorato d'inverno e per prendere subito confidenza con le gare che contano. Laete Nannini per il negozio La Bici a Prato, che ha fornito le biciclette di quest'anno per il gruppo sportivo Borgonovo Miglior. Ecco, raccontaci un po' meglio come le caratteristiche di queste bici. Sì, quest'anno abbiamo usato biciclette BH e ci hanno fatto una sponsorizzazione un po' anche loro con una bicicletta ottima per le categorie che abbiamo servito, telaio in alluminio tutto idroformato con un gruppo Shimano e ruote Shimano. La bicicletta ha delle buone caratteristiche e ora sta ai ragazzi a pedalare. Ecco, la bicicletta la vediamo qui accanto, è una bicicletta, hai detto in alluminio, quindi adatta alle categorie esordienti allievi a cui diciamo si riferisce. Sì, quest'anno siamo andati su un telaio in alluminio, cambiando, finora abbiamo avuto il telaio in carbonio, però essendo gare corte con parecchi rilanci abbiamo preferito andare su un alluminio con un telaio slooping per favorire i nostri corridori con un telaio più reattivo e sicuramente più prestante. Diciamo, per la Borgonovo sicuramente è la prima volta, però mio padre ha già avuto altre iniziative con la Cipriani Gestri di San Giusto, il che diciamo delle piccole avvicinamenti proprio sulle squadre cicliste ce l'abbiamo, ecco, tutto qua. Bene, senti Fulvio, Farina Edilizia è un'azienda, raccontiamo meglio ai nostri telespettatori di cosa vi occupate nello specifico. Sì, è un'azienda nata circa 50 anni fa. Ci occupiamo prevalentemente del commercio e fornitura di materiali edilizia, quindi tutto quello che occorre per costruire e fare una bella casa, sia in bioedilizia che con le nuove tecnologie che diciamo, ci impone i nuovi ordinamenti ministeriali. Una bella struttura con uffici, una bella sala mostra di circa 1000 metri quadri. Quindi poi per chi volesse eventualmente venirci a trovare. Diciamo anche dove, ecco. Siamo nel Macrolotto, il Macrolotto in via Paronese 118, ci vedete anche dall'autostrada perché passando siamo proprio paralleli alla Firenze Mare.
Marco Boretti, presidente del Comitato Provinciale di Prato della Federazione Ciclistica Italiana, questa società qui, il Gruppo Sportivo Borgonovo Miglior, un fiore all'occhiello per la provincia di Prato perché riesce a portare ragazzi dalla categoria giovanissimi fino alla categoria allievi. Sì, è una delle società più importanti come numero di tesserati della provincia, perché dai giovanissimi fino agli allievi e poi a un nutrito gruppo di giovanissimi, insomma, riesce a portare avanti quella che è l'attività ciclistica nella nostra provincia. Ecco, quest'anno anche un cambio al vertice, dopo tanti anni lascia la presidenza Zanasi e arriva anche qui un po' di aria nuova nel ciclismo, un giovane. Sì, Marcello Nannini ormai lo conosco ormai da tempo perché all'interno anche del comitato provinciale è una persona valida e riuscirà bene a sostituire la presidenza di Zanasi. Ma credo sono tutti ragazzi con poca esperienza, diciamo, qualcuno è il primo anno che corre, qualcuno l'anno solo, però il velocista proprio puro non ce l'ho nell'esordiente, perché per vincere l'esordiente ci vuole lo spunto di 100 metri, però la mia stagione l'ho sempre fatta e mi auguro che quest'anno di farla correttamente. Aldo Bardelli non è di Prato, è della provincia di Pistoia, e quindi ti faccio una domanda perché negli esordienti quest'anno c'è un'altra formazione attesa e è a 2 passi da casa. Come vivi un po' la rivalità con la Polisportiva Milelusci? No, diciamo la verità, la Milelusci siamo amici, sto a 100 metri da loro, sicché non ho problemi. Certamente è una formazione per l'esordiente la migliore in Toscana, questo lo dichiaro già ora, a 2 ragazzi che di gara ne vinceranno quante gli pare, perché il primo anno hanno il Sale che è un ragazzo che è imbattibile, Biondi avrà un po' di più difficoltà, per le sue vittorie farà uguale, però per me non mi preoccupa, io vado per la mia strada, che questo CAI, io spero che CAI portarlo agli allievi e spero benissimo che sia un grande allievo. Ho preso il corso l'anno scorso con la federazione e mi sono buttato in questa avventura perché, non lo so nemmeno io, ero partito con un'altra idea e poi mi sono appassionato a questa cosa e mi è piaciuta. L'anno scorso l'ho fatto d'affiancamento con la Borgonovo e quest'anno ho deciso di rimanere proprio alla Borgonovo proprio perché mi sono affezionato anche ai ragazzi e tutto. Sì, dal punto di vista dei ragazzi c'è tantissimo entusiasmo, c'è da riuscire a motivarli, tutte quelle cose che poi col crescere dovranno fare da soli, quindi ora come ora c'è da fargli divertire. Secondo me la cosa più importante adesso è fargli divertire, non metterglielo come obbligo, non pressarli, perché tanto se no poi quando arriva il momento di poter scegliere i ragazzi abbandonano tutto. Io per fortuna sono andato perlomeno 2 o 3 volte al mese a Montechiari al velodromo coperto, l'unico che abbiamo in Italia, e ho visto sistemi di lavoro che veramente sono importanti, per cui anche noi in Toscana forse bisognerebbe anche cercare di andare in una direzione leggermente diversa da quella che è la vecchia direzione, cercando anche soluzioni nuove che sicuramente miglioreranno le prestazioni tecniche sia su strada che su pista. Ecco Luca, se c'è una cosa che si nota nel nord Italia sulla pista non è che la pista viene utilizzata come una disciplina fine a se stessa, ma spesso i ragazzi, specialmente nel periodo invernale, anche nei velodromi non coperti, perché comunque vada sono illuminati, finita la scuola, che magari tornano a casa tardi, fa buio presto, la usano come allenamento. Questo che in Toscana non viene sfruttato niente, potrebbe essere sfruttato anche come un metodo di avviamento al ciclismo. Guarda, la differenza è proprio quella, cioè noi in Toscana riteniamo o abbiniamo la pista al velocista, là invece è un sistema di lavoro, cioè se te arrivi alle 5 di pomeriggio al velodromo trovi 40 allievi, 30 esordienti, li fanno riscaldare, poi entra dentro il derni, la moto, chiamiamola come si vuole, li mettono dietro e gli fanno lavorare un'ora, mezz'ora dietro derni, nella più grande sicurezza, e insieme a quel tipo di lavoro poi fanno anche dei lavori tecnici, ma chi va lì ci va tutta la squadra, non è che ci va solo quelli che faranno pista, è un sistema di lavoro. È chiaro che quando metti dei ragazzini anche in fase invernale in piena sicurezza
dietro un Derni che viaggia per 30 minuti dai 40 ai 50 all'ora, quando dopo te ti ritrovi questi ragazzini nelle volate e nelle gare su strada, hanno un altro colpo di pedale. Sauro Gaggiani, responsabile del settore amatoriale del gruppo sportivo Borgonovo Miglio, che non è soltanto giovani, ma è anche una squadra di amatori che nel corso dell'anno si ritrova la domenica per andare a divertirsi insieme. Sì, diciamo che oltre al divertimento c'è stato anche qualche risultato, diciamo, accettabile. Abbiamo avuto con Matteo Bernardini che si è classificato primo sia nel circuito del brevetto toscano che nel circuito degli Assi l'anno scorso, campione regionale di ciclocross, campione toscano di ciclocross. Poi abbiamo Azzini Franco che è arrivato quinto agli italiani su pista a Montichiari, e noi che ci alleniamo con loro e ci divertiamo nel proseguo della stagione. Quest'anno siamo partiti un po' in ritardo, dopo 2 anni consecutivi sempre a tirare. È giusto anche dedicarsi un attimino a quello che sono anche le cose familiari, perché in effetti l'abbiamo trascurato un pochino, però la passione è tanta e ricominciamo adesso con il mese di marzo anche con qualche garetta amatoriale e qualche gran fondo. Ora dobbiamo decidere quelli che saranno i prossimi obiettivi per noi.